Siamo in un periodo in cui non è possibile andare ad osservare reperti conservati nei musei, quindi è giusto che siano i musei a far vedere questi reperti in questo momento. Questa prima pillola che vi offriamo è dedicata a materiale che proviene dal sito triassico di Preone, uno dei più importanti siti paleontologici italiani, anzi del mondo. E quello che avete appena visto è il Megalancosaurus preonensis. Si tratta di un animale di grande importanza perché, scoperto ormai più di 40 anni fa, ha rappresentato per un lungo tempo un enigma dal punto di vista paleontologico. Adesso sappiamo esattamente di che cosa si tratta, è una sorta di piccola lucertola dalle abitudini arboricole, cioè la funzione che avevano queste grandi unghie che caratterizzano l'animale era proprio quella di salire sugli alberi per mettere quel tipo di vita.